È terminato alle 20 il voto per il rinnovo del Consiglio provinciale, voto figlio della contorta riforma del Rio. Il Consiglio dura infatti 2 anni, il mandato del Presidente, che deve essere un sindaco, 4. Roberto Padrin termina il suo mandato a Longarone a giugno e se non si ricandida decade da Presidente della provincia di Belluno. Se dovesse invece fare un terzo mandato da primo cittadino, come è possibile nei comuni sotto i 15.000 abitanti, rimarrebbe presidente fino a dicembre 2025. Se anche poi un'assemblea provinciale avesse un colore politico assolutamente difforme dal presidente in carica, non esistono però strumenti per determinarne la decadenza. 3 le liste che si sono presentate e i cui eletti saranno frutto del complesso meccanismo del voto ponderato. Ormai siamo abituati perché è dal 2014 che si vota con la legge del Rio. Io mi auguro che venga cambiata al più presto, anche perché la durata del mandato del Presidente di 4 anni è diversa rispetto a quella del Consiglio, che è di 2, e questo già mette in difficoltà un po' tutto il sistema. Nel frattempo Padrin resta, lascia o ci pensa? In questo momento resta, perché fino almeno al 9 giugno resto, dopodiché nei prossimi giorni deciderò se ricandidarmi a Longarone. A quel punto là mi metterò nelle mani dei miei cittadini. Se mi rieleggeranno sindaco io potrò rimanere in carica fino alla fine del 2025, altrimenti bisognerà votare un nuovo presidente.